Capitolo 10. E Apostolo. Gesù chiamò vicino a esse e 12 e retta a loro potere scacciare tutti gli spiriti infami e a sanare ogni sorta di malattia e malanno. E questo sono i nomi e chi li 12 apostoli. O primo si chiamava Simone, che veniva pure chiamato Pietro. Poi Andrea, che era frate suo, Giacomo e Zebedeo e Giovanna, che era frate suo, Filippo e Bartomeo, Tommaso e Matteo, Chil che s'assigeva e tassa, Giacomo, o figlio Alfeo, e Taddeo, Simone Cananeo e Giuda Iscariota, che era Chil che poi tradetta. Istruzione agli Apostoli. Gesù mandò a chi si 12 a preregare il regno di Dio. Roba che aveva da allora tutte queste istruzioni. Non veiate mezze pavane e non trasite rinde e casa re samaritane. Avutatevi piuttosto a tutti gli pecori spersi a casa Israele. E per tramente camminate per mezza via, preregate il regno dei cieli e avvicina. Sanate malati, a risuscitate morti, sanate le bruse, scacciate riave, a rinde i cuori per la gente. Avete avuto questi poteri per senza niente e mettetelo in pratica senza pigliare niente. Non portate con voi né oro né argento e manca denaro e rame rinde forze vostre. Non portate borse per viaggio, né due mantelli, né sandali e manca una peroccola perché un faticatore teneva ritto e aveva un mangiato. In ogni città o paese, a dove sita, formato prima si l'andinte gestare una persona regna per accogliere rinda a casa sua. E rumanite rinda a quella casa, zina a quando non ve ne arriva là. Quando trasite rinda a casa, salutate a tutti quelli che stanno là rinda. Se che la casa era rigna e vuia, a pace vostra scendesse, qua rassa in coppa a quella. Se invece non sarà rigna, a pace tornasse nata volta un cuore a voi. Se poi qualcuno non vi accoglierà e non vuole sentire parole vostre, ascita venna a rinda a quella casa o a rinda a quella città e scutuliate pure a paura che si è attaccata sotto i piedi vostri. Io vi posso assicurare che al giorno del giudizio, o paese Sodoma e Gomorra, avranno una sorte meglio che la città. O vicano, io vanno come pecorelle in mezzo ai lupi. Statevi accorti come sierpe e sciampagnolo come palomma. Guardatevi buono all'uomo, perché vi consegneranno rinde ai tribunali loro e vi regneranno le mazzate rinde ai sinagoghe loro. Sarete pure portati innanzi ai governatori e innanzi ai re per via mia. Per l'attestazione vostra, innanzi a loro e innanzi ai pavani. E quando vi consegneranno rinde in mano loro, non vi mettete a pensare che quello che avete a rispondere innanzi a loro, perché danno, vi saprete, tutto quello che voi avete a dire. Perché rinde a quel momento non sarete voi a parlare, ma è lo spirito rubato vostro che parlerà per dentro di voi. Tanno, un frate, accireranno tuo frate, e o padre o figlio suo, e i figli si metteranno contro il padre e contro la mamma, e faranno morire. E sarete tanto odiati a tutta la gente per mezzo del nome mio. Ma chi che avrà avuto la costanza e tenere la fede insino alla fine, questo sarà salvato. Quando vi guideranno rinda una città, fuiate venna, rinda nata, io posso assicurare che non avrete manco fornuto fuggire tutte le città di Israele, prima che avvenerà il figlio dell'uomo. Un discepolo non è mai più grosso del mastro suo, e manca non serve più grosso del padrone suo. Poi il discepolo a basta che potesse essere come maestro suo e poi serve come padrone suo. Si hanno chiamato Belzebù padrone di casa, quando più useranno un uomo assai più infame e chissà per tutti quelli che stanno rinda a casa insieme con essa. Parla apertamente e senza paura. Non vi pigliate a paura dell'uomo, perché non ci sta nessuna cosa nascosta che un giorno non sarà spalafagata. E nessuna cosa che è stata rinda di terrecchia, che un giorno non sarà conosciuta. Tutto quello che hai vedi rinda oscura,
voi riuscite in da luce, e tutte quelle che sentite che orecchie, voi preregatele in coppia di dita. E non vi pigliate a paura tutte quelle che possono accidere il corpo, ma non tengono nessun potere e accidere l'anima. Mettete per me a paura quelle che hanno potere e mandano l'anima e il corpo rinda casariavola. Due passeri non si vendono forse per un soldo. E beh, vi posso assicurare che manco una chilla che era in terra senza volere rubata mia. Non vi scordate mai che pure i capelli che tenete in capo sono tutti contati. Perché se vi dico ancora, non vi pigliate a paura, perché voi contate assai, e più e tutti i passeri. Chi mi ha da narrare innanzi a tutti gli uomini, pure io la da narrare innanzi al padre mio che sta in cielo. Chi invece non tenerà il coraggio e mi ha difendere e mi anneierà innanzi a tutti gli uomini, pure io l'anneierà innanzi al padre mio che sta in cielo. Gesù causa i dissensi. Non pensate mai in da capa vostra che sono venuto qua a portare pace in coppa a terra, perché non sono venuto a portare pace, ma una spada, perché sono venuto per spartere, o figlio rubato, a figlia della mamma, a nora della sogra, e i nemici dell'uomo saranno tutti quelli che stanno proprio dentro la casa sua. Si rinnegà per seguire Gesù. Chi va bene o padre o a mamma e chi è me, non è degno di me. E chi va bene o figlio o a figlio, chi è me, non è degno di me. Chi non piglia la croce sua e non viene appresso a me, non è degno di me. Chi avrà trovato la vita sua, la perderà, e chi invece avrà perduto la vita sua per me, la troverà. Conclusione del discorso apostolico. Chi accoglie a voi, accoglie a me, e chi accoglie a me, accoglie a chi che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta, perché un profeta è Dio, avrà una realtà regna un profeta. E chi accoglie a nome giusto, proprio perché è giusto, avrà una mangianza regna un giusto. E chi che parlerà pure solo un bicchiere d'acqua fresca, a uno che sti piccirillo, perché non riceve romia, vi posso assicurare che non perderà mai la mangianza sua.